Un vero e proprio assalto nei pronto soccorso dell'ULSS 2 Marca Trevigiana da Treviso, Vittorio Veneto a Montebelluna e Castelfranco. Aumento importante dei ricoveri, soprattutto fra le persone fragili. Nella settimana che va dal 29 dicembre al 4 gennaio ci sono stati ben 258 ricoveri nella Marca solo per l'influenza, 7 per Covid, 2 persone anziane non vaccinate in terapia intensiva. Di fatto l'influenza oggi è il 25,7% sul totale dei ricoveri complessivi di tutta l'ULSS, che sono 1004. Quindi è fortemente, chiaramente, sono fortemente colpiti i soggetti, le persone dalla sindrome influenzale. Ad essere colpite maggiormente le persone con pluripatologie e con meno difese, soprattutto ma non vaccinate. L'appello del direttore generale Benazzi. È chiaro che noi dobbiamo assolutamente continuare appunto le vaccinazioni e l'appello che io faccio a tutte le persone, chiaramente fragili e over 65, è quello di andare a vaccinarsi. Abbiamo riaperto ovviamente le vaccinazioni, ce ne sono state fatte grazie anche ai medici di famiglia 140.000. Evidentemente, per coprire tutta la popolazione a rischio ne serviranno di più. Ecco perché l'appello da parte della regione e ovviamente poi da parte delle ULSS è quello di andare ancora a vaccinarsi, e sono aperti, no, il Dipartimento di Prevenzione e le farmacie ovviamente dei servizi, quindi tutte le farmacie che possono ancora vaccinare. Le prenotazioni possono essere sottoscritte anche attraverso il portale dell'ULSS, potenziato il personale negli ospedali per supportare il grande flusso di cittadini. Io devo sempre ringraziare i miei collaboratori e tutto il personale, perché ovviamente stanno facendo un grande lavoro sia nell'accettazione dei ricoveri, sia nelle OBI, nell'osservazione breve intensiva, dove ovviamente le persone vengono trattate e gestite nella medicina d'urgenza fino ovviamente a che si risolve il problema polmonare, quindi le polmoniti, le broncopolmoniti. E contemporaneamente stiamo assumendo 108, 109 infermieri giovani appena laureati, che verranno immessi all'interno. Stiamo già mandando via i telegrammi in modo tale da assumere nuove forze per affrontare sia l'influenza, ma anche ovviamente le altre patologie. Super lavoro nel pronto soccorso, ma anche per i 118 che riceve numerosissime chiamate, sia per chiedere un intervento che per avere consigli in caso di sintomi più gravi relativi all'influenza.